Ben ritrovati dalla redazione. Una dinamica poco chiara nella tarda serata dell'altro ieri tra la zona della stazione e piazza Garibaldi. Due gruppi di giovani sono stati protagonisti di un ennesimo episodio di violenza. Due gli accessi al pronto soccorso di Catinara, entrambi trasportati dai sanitari del 118, non gravi condizioni. Nel primo caso, avvenuto poco dopo le 22 in via Limitanea, una giovane è stata malmenata da altre 3 persone. Durante la colluttazione gli aggressori l'avrebbero derubata di un marsupio. Dopo averla soccorsa, il 118 l'ha accompagnata in ospedale per un trauma facciale. Secondo una ricostruzione che appare verosimile, la stessa vittima dell'aggressione si sarebbe autodimessa per poi tornare in città. Passate circa 3 ore, lei e un suo amico si sono imbattuti nuovamente nei 3 aggressori di via Limitanea, questa volta in piazza Garibaldi, dove le notti estive segnate dall'ordinanza antidegrado dovrebbe regnare ordine e sicurezza. La coppia decide di seguire i 3, evidentemente per tentare di farsi restituire il maltolto. Nel frattempo sono loro a chiamare il 112 che si presenta sul posto e identifica i presenti. In quest'ultima parte dell'episodio è intervenuto nuovamente il 118 a finire al pronto soccorso di Catinara per alcuni traumi subiti. Un giovane di origine moldava nato nel 1994. Particolarmente vicini, poche centinaia di metri, all'ospedale di Udine, nella prima periferia cittadina, i responsabili dell'ultimo furto in abitazione sono entrati dalla finestra sul terrazzo, ma non ci sono certezze su quando abbiano agito. L'effrazione all'infisso che ha dato loro accesso alla casa di via Venzone, infatti, si deve essere verificata tra il 6 e l'8 di agosto, quando la persona che ne ha fatto le spese, una donna del 1981, era presumibilmente lontana. Bottino sostanzioso tra monili in oro e capi di pelletteria è stato stimato più di 25.000 euro, ma non è coperto da assicurazione. Si tratta di un pluripregiudicato residente a Trieste ma nato a Parma nel 1985, il ladro che qualche notte fa ha tentato di introdursi all'interno del negozio di Viale 20 Settembre del Pane Quotidiano. È stato arrestato in flagranza di reato e condotto dopo le disposizioni dell'autorità giudiziaria, informato dei fatti al carcere del Coroneo. Quarantenne, risulta ufficialmente senza fissa dimora, senza un'occupazione stabile. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile che l'hanno sorpreso mentre stava tentando il colpo ai danni dell'esercizio commerciale dopo le 3 di notte. Cambiamo argomento. Un accordo del Servizio Sanitario Regionale con le strutture private accreditate per ridurre le liste di attesa è stato firmato nei giorni scorsi. Un'intesa che vede l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi conferma e ribadisce il ruolo integrativo del privato, offrendo prestazioni di sanità pubblica con standard di sicurezza elevati in forma gratuita, con l'obiettivo non solo di ridurre i tempi di attesa, ma anche di contenere la mobilità sanitaria dei pazienti verso altre regioni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, con possibile locale nuvolosità pomeridiana in montagna sulle zone orientali a Trieste, Borino, mentre tra Lignano e Grado potrebbe entrare a tratti brezza nel pomeriggio. Temperature massime decisamente alte. Per quanto riguarda le temperature minime, fra 21 e 24 e sulla costa fra 23 e 26 gradi, le massime in pianura fra 34 e 36, sulla costa fra 31 e 35 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.